Il Duomo di Ancona, dedicato a San Ciriaco, si erge su un colle dal quale domina il sottostante porto. Al suo interno sono presenti importanti quadri e reliquie, come il quadro detto Madonna del Duomo, donato da un marinaio veneziano scampato ad un naufragio. All'interno di una delle due cripte troviamo il reliquiario con una delle pietre con le quali fu lapidato Santo Stefano a Gerusalemme. Altra rilevante reliquia è il cranio dell'apostolo San Giacomo il Minore. L'arco di Traiano, costruito nel secondo secolo d.C., fu eretto in onore dell'imperatore per aver ampliato il porto della città. Nelle vicinanze dell'arco e fuori dalle mura del porto sono posti due cannoni ottocenteschi ad avancarica. Trova posto anche parte di un cannone utilizzato fino alla Seconda Guerra Mondiale a difesa di Ancona in funzione antinave.